Sant'Antioco, uno spazio storico all'interno della città abitata. In realtà è un'altra città che veniva abitata proprio in questi spazi, professor Bartoloni. Sì, certamente sotto la città attuale c'è l'antica Sulchi, proprio sistemata accuratamente sotto la città moderna c'è la città antica. La città antica che aveva un'estensione pressopoco uguale alla Sant'Antioco attuale. Orientata nello stesso spazio? Ma necessariamente orientata nello stesso spazio perché ovviamente essendo una città di mare il porto era quello che c'è oggi, il porto antico era nella situazione identica a quello che oggi è il porto turistico e soltanto il passaggio tra nord e sud era leggermente più agevolato per il fatto che la Tenia, e cioè la comunicazione tra la Sardegna e l'isola di Sant'Antioco, era certamente interrotta. Che cosa abbiamo intorno a noi? Noi siamo nello spazio cosiddetto cronicario, ma che cos'è? Dunque, a parte l'orrenda parola cronicario come se invecchiare fosse una malattia, in realtà si tratta di un ospizio, un ricovero per le persone anziane e insiste su un'area archeologica che coincide con l'antica città fenicia. Quando sono arrivati i Fenici a Sant'Antioco, in quella che sarà Sant'Antioco? Dunque, per quanto riguarda gli aspetti cronologici, noi sappiamo con certezza, sulla base dei materiali ceramici rinvenuti, che la cronologia più alta della Sardegna, per quanto riguarda il mondo fenicio, viene raggiunta proprio a Sant'Antioco. Abbiamo trovato dei manufatti, cioè degli oggetti in terracotta, che provengono direttamente da Tiro, direttamente dalla Palestina. Stiamo parlando di che anni, professore? Stiamo parlando della fine del IX secolo a.C., quindi siamo nella data molto vicini alla data della tradizionale fondazione di Cartagine, che si pone nell'814 a.C. Quindi la fondazione di Sant'Antioco è da considerare contemporanea a quella di Cartagine. E quando invece arrivano i cartaginesi? I cartaginesi arrivano dopo il 550, attorno al 540 a.C. e i cartaginesi vengono in Sardegna per conquistare l'isola. In che senso? Nel senso che la città di Sulchi, quella dove ci troviamo noi oggi, e le altre città fenicie disturbavano i commerci cartaginesi. Si tratta sempre di città fenicie, sono tutte città fenicie, ma erano tutte città-stato, quindi politicamente l'una con l'altra o l'una contro l'altra. Che rapporti c'erano fra Sulchi e Monte Sirai? C'erano dei rapporti di filiazione, nel senso che la città madre è da considerare Sulchi e Monte Sirai è una emanazione della città madre. La fondazione di Monte Sirai è da porre nella prima metà dell'VIII secolo a.C., quindi un cinquantennio circa dopo la fondazione di Sulchi. Come si viveva e perché sono arrivati qui i Fenici? Dunque, le motivazioni dell'arrivo dei Fenici sono esclusivamente alla ricerca di metalli, quindi ferro e argento. Stagno. Le miniere erano già aperte? C'era già un'astrazione da parte dei nuragici? Allora, le miniere, non ci dobbiamo dimenticare mai una cosa fondamentalmente, che la Sardegna era ampiamente abitata ed era in mano ai cantoni nuragici. La Sardegna era divisa in cantoni che erano di proprietà delle tribù nuragiche. Ogni cantone era una piccola porzione di territorio che era governata da una congerie di tribù. Quando sono arrivati i Fenici, non dobbiamo immaginare che questi siano arrivati nel deserto disabitato. No, prima non nel deserto e poi non in massa, una nave, due navi, tre navi, poi alla spicciolata. Voglio dire, la presenza fenicia qua in Sardegna è stata sempre abbastanza limitata, mai forte. Professore, possiamo pensare a una sorta di sedi dislocate di multinazionali di import-export? In un certo momento sì, ma poi pian piano la situazione bisogna vederla in modo fluido, non è mai cristallizzata e fossilizzata. I Fenici a Sulchi vengono e portano che cosa di importante? Portano la tecnologia, quindi le popolazioni nuragiche, che certamente non erano sciocche, assumevano in proprio tutte quante le tecnologie che gli permettevano di svilupparsi. Prima tra tutte, per esempio, il tornio. Il tornio, la lavorazione al tornio della ceramica. La lavorazione al tornio della ceramica che cos'era? Le popolazioni nuragiche usavano il tornio lento, e cioè una stuoia che serviva a formare il vaso con l'aiuto di un
lavorante e con il vasaio che plasmava il vaso. Con l'arrivo dei Fenici e con l'introduzione del tornio veloce, questo fatto cessa, nel senso che il tornio veloce era un tornio a pedale che veniva governato da un solo figulo, il quale faceva nel giro di un'ora il lavoro che faceva prima un vasaio nuragico in 4-5 ore. Quindi industrializziamo la produzione. Piano, certo, piano piano. Sì. Per la metallurgia invece? Per la metallurgia il problema è questo, che le popolazioni nuragiche usavano come moneta di scambio il rame, mentre in tutto il vicino Oriente si usava l'argento, e cioè lo shekel. La parola shekel significa 7,2 grammi di argento. I Fenici venivano in Sardegna a prendere l'argento, perché le popolazioni nuragiche non usavano l'argento, usavano solo il rame. Il rame è poco in Sardegna, è pochissimo. E quindi cosa portavano i Fenici? Lo vendevano a buon prezzo? Vendevano a buon prezzo l'argento, però i Fenici cosa portavano? Portavano i rami di Cipro. Ah, certo. Quindi c'era uno scambio di rame con argento? Sì, scambio con argento. E quindi i Fenici si portavano via l'argento che pagavano, non bisogna pensare che venissero qua a fare razzie, non erano in grado di farlo. L'isola d'argento, sì. L'isola, certo, che galleggiava sull'argento. Il giacimento, ci sono esattamente 399 giacimenti di argento censiti e il giacimento più grande è lungo 40 km, e cioè va da Monte Sirai fino a Neapolis, fino a Santa Maria di Napoli, fino a Terralba, insomma, tanto per Guspini, quella zona là. È uno spazio straordinario. Come vivevano nuragici e fenici? Allora, innanzitutto, come già ho detto, bisogna immaginarsi dei momenti transitori, ovviamente. All'inizio certamente vivevano i Fenici vivevano come ospiti, condividevano evidentemente una parte dell'abitato e poi dopo i Fenici sono riusciti a impiantare la loro città. Parliamo di integrazione? Ma parliamo certamente di integrazione, non si può più che integrazione, è di inurbamento, voglio dire. Possiamo parlare di quartieri di extra mediterranei? No, possiamo parlare di una città che viene abitata da elementi fenici pochi e da elementi nuragici molti. La struttura della casa fenicia era molto ma molto più importante e interessante di quanto non fosse la struttura delle abitazioni nuragiche. Perché? Perché erano case fatte con uno zoccolo di pietra e un alzato di mattoni crudi, come sono fatte ancora oggi le lolle campidanesi. Quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole. Allora, le case fenicie e cartaginesi avevano un pregio, avevano un cortile centrale da cui prendevano la luce e tutte le stanze attorno che prendevano luce dal cortile centrale. All'esterno non c'era nessuna apertura. Come apertura. sono ancora le case tunisine. Come sono le lolle campidanesi, come sono le case tunisine, certo. In tutto il mondo islamico le case sono ancora così. Sulchi è famosa anche per il suo Tofet, lo vedremo, ma che cos'è? Allora, a parte la lunga diatriba che c'è stata se ammazzassero o meno i bambini, vi ricordo che soprattutto per quanto riguarda le scoperte effettuate in questa area sacra, una buona parte, diciamo un 40% delle urne trovate nel Tofet, e poi spiegheremo cosa sono queste urne, contengono i resti di feti. Ora, quindi nati morti o appena nati? No, nati morti. Nati morti. Quindi mortalità prenatale? Perfettamente. Dunque, il Tofet che cos'è? È un'area a cielo aperto nella quale venivano sepolti con particolari riti gli infanti nati morti o morti in tenerissima età. Vi ricordo che la mortalità infantile nel mondo antico... Non c'era la penicillina. Non c'era la penicillina, non c'era neanche la rinazzina, non c'era nulla, e quindi c'erano unguenti delle fattucchiere, basta. La mortalità infantile era del 70% e dei bambini che sopravvivevano, di questi tre, uno soltanto diventava adulto. Professore, a lungo la letteratura ci ha abituato ad un sacrificio di Isacco in questi spazi. È molta fantasia e lei ci ha già detto che insomma i numeri parlano chiaro, però la cultura non è tanto distante. Ci aiuta a capire? Allora, il problema
del supposto sacrificio cruento del Tophet è un problema che non può riguardare il sacrificio di Isacco da parte di Abramo, perché quello è un sacrificio della primizia, quindi nulla a che vedere con il presupposto del sacrificio del Tophet, che è la dedica al dio Baal Hamon e alla dea Tinit. Questo non c'entra nulla. Il problema è che bisogna pensare che se i Fenici avessero sacrificato il primogenito, nel giro di un paio di generazioni si sarebbero estinti. Già questo ci porta a pensare che non è proprio così. Parti più femminili che maschili, professore? In teoria non sappiamo il sesso, è difficilissimo vedere il sesso degli infanti, perché sono tutti quanti piccolissimi, la maggior parte entro i 2 anni di età, e quindi non abbiamo notizie sul sesso dei bambini. Stiamo facendo veramente moltissime analisi, DNA e cose del genere, ma purtroppo nessuna di queste analisi al momento riesce a dimostrare né pro né contro la veridicità di questo sacrificio umano presupposto e supposto. Tophet, siamo proprio al centro del Tophet. L'area cosa ci racconta? Vedete, quest'area sacra dell'antico insediamento di Sulchi è impostata su questa colata ignimbritica naturale, un luogo suggestivo. Le urne venivano disposte negli anfratti naturali della roccia, coperte da un piatto, e spesso ritroviamo nell'area anche delle stele, cioè degli elementi litici che raffiguravano probabilmente i sacerdoti che prendevano parte ai particolari rituali che si svolgevano all'interno di quest'area sacra. Abbiamo sia figure femminili raffigurate con tamburello, ad esempio, o figure maschili, quindi probabilmente i sacerdoti che affidavano i piccoli defunti alla protezione di Baal Hamon e di Tanit. Quando venivano poste le stele? Le stele venivano poste in una seconda fase. La famiglia dedicava le stele alla divinità. Perché sappiamo questo? Perché molte di queste stele riportano delle iscrizioni in cui i genitori ringraziano la divinità per aver concesso loro una grazia, probabilmente quindi una nuova nascita. Una nuova nascita a seguito di un aborto piuttosto che una perdita precedente? Certamente, connesso alla perdita precedente. Ringraziano la divinità, una sorta di ex voto, di ringraziamento per aver concesso appunto una nuova nascita. Quindi nel disgraziato caso di aver perso un figlio, la vita che arriva nuovamente in una famiglia viene consacrata alla divinità. Con una stele. Con una stele. Mentre invece le sepolture sono... Le sepolture, piccoli defunti cremati, venivano posti all'interno di queste urne. Le urne venivano poi ricoperte con della semplice terra e sovrapposte in più strati. Sono stati poi rinvenuti anche sacelli o piccoli altari. La comprensione delle ritualità che avvenivano in questa area sacra è per noi moderni molto difficile. Era un tempio dedicato alle divinità Baal Hamon e Tanit. All'interno di quest'area venivano seppelliti i bambini deceduti in tenera età o a volte mai nati, nel senso che sono stati ritrovati dei feti. I bambini venivano cremati
e i loro resti inceneriti venivano deposti all'interno di queste urne cinerarie. Vedete, sono dei fittili, delle ceramiche utilizzate dalle donne nella vita quotidiana, brocche, pentole. Il coperchio era costituito da una coppa o da un piatto. Accanto o all'interno delle urne veniva deposto poi un piccolo corredino che riproduceva le stesse forme che accompagnavano i defunti adulti. Abbiamo poi anche degli amuleti, sempre con lo stesso valore apotropaico. Un dato estremamente interessante che rivela il Tophet sulcitano riguarda gli strati più arcaici, cioè la fondazione di questo santuario, perché ritroviamo all'interno anche in questo caso una forte integrazione culturale, recipienti che provenivano dalla cultura fenicia e recipienti che rivelano una forte ispirazione autoctona, cioè nuragica. Quindi all'interno del Tophet venivano seppelliti i figli di una società mista. Da quando si abita a Sant'Antioco? Un'isola antichissima e densamente abitata. Sì, l'isola di Sant'Antioco è popolata da circa 4.000 anni. Durante l'età nuragica, intorno al 1600 a.C., sull'isola iniziano a comparire le torri nuragiche. Quasi 30 monumenti tra nuraghi, villaggi, tombe dei giganti che testimoniano la presenza della popolazione nuragica anche sull'isola di Sant'Antioco. Una presenza notevole se i Fenici scelgono proprio questo luogo del Mediterraneo come luogo in cui fondare l'antica città di Sulchi. Una città di porto, in verità. Quando nasce Sulchi e come si sviluppa? Sulchi nasce al principio dell'VIII secolo a.C. Era un caposaldo del territorio sulcitano, perché proprio la principale vocazione era quella portuale. Tutte le risorse dell'entroterra, soprattutto quelle metallifere provenienti dall'Iglesiente, venivano trasportate a Sulchi e da qui commercializzate nel resto del Mediterraneo, soprattutto il Mediterraneo centrale. Ad esempio abbiamo testimonianze dei contatti commerciali con Cartagine, con l'isola di Ischia, col sud della penisola iberica. Sulchi è veramente al centro dei traffici mediterranei dell'età del ferro. Quante persone abitavano Sulchi? Beh, oggi non possiamo definire con esattezza il numero degli abitanti. Pensiamo che l'antico insediamento fenicio si trova oggi al di sotto della cittadina moderna. Conosciamo quindi dei piccoli quartieri relativi a una città che doveva essere di grandi dimensioni. Non conosciamo del resto poi la necropoli più arcaica del centro urbano, quindi una stima è in questo momento impossibile. Che storia racconta il porto di Sulchi? Sono in corso proprio delle indagini che riguardano questo elemento fondamentale della città. Attualmente pensiamo che l'insediamento fosse dotato di un porto complesso, cioè due bacini giustapposti, un bacino più esterno, una sorta di avamporto destinato alle imbarcazioni di grosso tonnellaggio, quindi imbarcazioni commerciali, e un bacino più interno che corrisponde alla laguna di Sant'Antioco con un piccolo porto a servizio della città. Un porto che si doveva trovare dove oggi si trova l'attuale porticciolo turistico di Sant'Antioco. Ah, quindi uno esterno al golfo e uno interno al golfo? Uno interno alla laguna e uno sul fondo baia del Golfo di Palmas. Che tipo di barche, di imbarcazioni arrivavano? Arrivavano imbarcazioni commerciali prevalentemente, ma con la marineria cartaginese abbiamo anche notizie dalle fonti di imbarcazioni da guerra. Pensiamo ad un grande porto, un porto che ad esempio ospita navi da guerra durante le battaglie tra Cesare e Pompeo, quindi un porto con una capacità notevole. Che battaglie siamo nella parte della guerra? Siamo nella parte romana, la Sulci romana.
le guerre tra Cesare e Pompeo di età repubblicana. Sulci, l'aristocrazia sulcitana si schiera a favore di Pompeo per poi pagare una multa salatissima a Cesare appunto dopo la sconfitta di Pompeo. Prima ancora però Sulchi conosce delle importanti testimonianze di rivolta dei mercenari quando arrivano i Romani, o no? La Sardegna conosce importanti rivolte dei mercenari. Sulci non sembra essere coinvolta in questo tipo di attività, ma la Sulci punica, la Sulci cartaginese, diciamo, rivela una città straordinaria, dotata di una necropoli straordinaria, la cui estensione arriva agli 8-10 ettari, contiamo 1000-1500 ipogei, quindi una città veramente importante per Cartagine. E questo significa però un cimitero così numeroso anche molta gente? Molta gente, si tratta però di tombe ipogee, camere che venivano utilizzate per più generazioni, quindi delle cappelle di famiglia. Una città emporica molto ricca, 2 leoni che introducevano la città. Sì, è verosimile che i leoni punici ritrovati a Sulchi affiancassero in origine la porta nord della città. Questa è una delle ipotesi. Non abbiamo però certezze sulla ubicazione originaria dei leoni, perché già in antico vennero riutilizzati per scopi decorativi all'interno dell'anfiteatro romano. Si trattava ovviamente di esempi di statuaria molto importanti, datati sia al IV secolo che al VI secolo a.C., nel senso che non c'è un accordo tra gli studiosi per la datazione dei leoni. Una città molto ricca, le ville, le case che connotano l'abitato della Sulcis romana danno prova di mosaici di grande ricchezza. Assolutamente, ville private, ville appartenenti alle aristocrazie del luogo. Oltre ai metalli provenienti dall'Iglesiente dobbiamo pensare anche a uno sfruttamento integrato delle risorse agricole, ma anche le risorse legate alla laguna di Sant'Antioco, come possiamo pensare alla produzione del sale, che era l'oro dell'antichità. Che tipo di corredi arredano le tombe? Oltre ai corredi ceramici che accompagnavano il defunto, le brocche rituali, l'anfora che conteneva dell'acqua, il defunto portava il corredo personale, quindi oggetti cari in vita. Abbiamo per esempio oggetti in oro come i fermatrecce, anelli fermatrecce, ancora orecchini, anelli. L'astuccio porta amuleti con la raffigurazione del leone. Tutta una serie di paste vitree, soprattutto che componevano collane e bracciali, piccoli amuleti. Le divinità sono soprattutto quelle derivate dal Pantheon egizio. Abbiamo Horus nelle sue sembianze di falcone, abbiamo lo Ptapateco, un piccolo nano deforme, tutte divinità che proteggevano il defunto nel suo viaggio verso l'aldilà. Vasi greci. Importazioni attiche, non sono estremamente diffuse, ma sono comunque attestate nella necropoli punica dell'antica Sulchi. Insieme alle... Oggetti preziosi o perché i greci trafficavano? Certamente, attraverso una mediazione di Cartagine, le importazioni attiche arrivavano in Sardegna e nel centro di Sulchi. Evidentemente erano oggetti di lusso. Sardegna archeologica, un viaggio per le antichità della Sardegna ci ha portato oggi a Sant'Antioco. Andiamo via all'ombra di questo ponte romano così affascinante verso altre avventure, verso altri percorsi della nostra Sardegna archeologica. Vi aspettiamo alla prossima puntata, non mancate!